Ed eccoci arrivati alla terza corsa, il premio IOR Istituto Oncologico Romagnolo, 7.700 euro la dotazione di questa corsa sul doppio chilometro, come lascia intuire appunto la posizione dell'autostart che è qui davanti alle tribune con tutto il numeroso pubblico di questa serata. Terza corsa che vede 9 partenti, le andiamo a leggere. Con il numero 1 Igor Bye Bye Tommaso Gambino, il numero 2 Hilary Fox Salvatore Valentino, 3 Illuso Jet Roberto Ruvolo, uno dei cavalli più appoggiati al gioco, il numero 4 Idea Geniale per Luigi Siddi, 5 Impeto Bello Antonio Di Nardo, chiude la prima fila Ines Mami con Pellonara, e il numero 7 Ibañez Bay con Marino Lovera, 8 i Shark R con Giuseppe De Filippis, 9 Indaco Dipa con Sandro Miraglia. La macchina ha raccolto i concorrenti ed ora si avvia appunto a compiere il suo percorso prima del lancio. 9 cavalli, i favoriti sono Illuso Jet come abbiamo detto, poi c'è Impeto Bello, i Shark R e anche Igor Bye Bye, i cavalli più appoggiati. Stacca la macchina e il più veloce è Illuso Jet, con di fianco però già Impeto Bello, se la giocano subito, due dei cavalli più appoggiati, ma rimane davanti Illuso Jet, quindi adesso dovrà provare a costruire qualcosa. Numero 4, Idea Geniale Impeto Par, Bello. squalificato. Igor Bye Bye, Tommaso Gambino è subito in seconda posizione che segue le vicende di questo inizio di terza corsa. Antonio Di Nardo ovviamente ora prova ad andare dritto e prova a sfondare, quindi con decisione comanda il numero 5, il suo cavallo Impeto Bello, ha maggiore impegno ma resiste all'attacco Illuso Jet e quindi è costretto a prendere in mano Di Nardo e cercare una posizione in terza posizione, anticipando l'arrivo del numero 7 Ibañez Bay. 29,5 chiamano gli ultimi 400 metri quando si va sulla seconda curva di questo doppio chilometro. Illuso Jet è davanti a tutti e precede Igor Bye Bye. Terza posizione per Impeto Bello e poi il numero 4 di Ibañez Bay. Tutti gli altri seguono più o meno senza muovere nulla di importante, tranne i Shark R che si è messo a destra ma è molto lontano dalla prima posizione. 14,5 non va piano, non va assolutamente piano Illuso Jet Roberto Ruvolo, che è tutto spalle indietro, che cerca di moderare gli ardori del suo allievo. E arriviamo a un altro paletto, stavolta viene passato in 15,6, quindi prova davvero a rallentare Roberto Ruvolo, ma ovviamente il suo cavallo tende ovviamente ad avere un'andatura piuttosto sollecita. Quindi arriva i Shark R che quando siamo a un giro dalla fine incomincia ad avanzare, si mette più o meno all'altezza tra il secondo e il terzo cavallo, quindi tra Igor Bye Bye e Impeto Bello. La situazione rimane più o meno immutata, è sempre davanti a tutti l'Illuso Jet, il cavallo forse più appoggiato, che continua a cercare di tenere la situazione moderata sotto controllo, ma il Shark R a questo punto gli è arrivato al sediolo e adesso si dovrà incominciare ad accelerare. Ed ecco Roberto Ruvolo che muove il suo frustino e cerca di dare l'impulso, segnala al proprio cavallo di andare più forte possibile, perché siamo arrivati a 300 metri dall'arrivo. Illuso Jet ora accelera e prova a staccare tutti, rimane vicino a lui solo Igor Bye Bye. Siamo a 15,2 per la curva, Igor Bye Bye si avvicina in maniera molto pericolosa, ci prova ancora Impeto Bello, ma se n'è andato Illuso Jet che va a trionfare precedendo Igor Bye Bye e Impeto Bello che prende la terza posizione, 1,15,2 la media chilometrica per questo doppio chilometro, che vede la vittoria appunto di Illuso Jet Roberto Ruvolo sia alla guida che al training, la proprietà di Tania Favaron per questo castrone di 3 anni, figlio di Ken Warkentin e Zalika Jet, che vince appunto questa terza prova della riunione di questa sera.